Salgono a 120 casi positivi di Covid-19 nella nostra provincia, così distribuiti nei vari comuni. Canicattì 7 contagi, aumentano da diversi giorni i casi anche a Casteltermini, con 4 persone contaminate, 5 a Favara, 2 a Realmonte, 4 a Santa Margherita del Belice. Il numero dei tamponi effettuati sono 3.675, aumentano i guariti a 65 unità, in quarantena scendono a 28, in ospedale i ricoverati vanno a 13 unità, 11 quelli deceduti. Tra questi c'è anche il caso del dottor Calogero Baldacchino, persona molto conosciuta da Agrigento e provincia per la sua attività. Fu anche capo area della Banca Sant'Angelo di Agrigento e anche politicamente conosciuto, essendo stato anche assessore. Baldacchino era rientrato da un viaggio fatto in Portogallo, si era sentito male e insieme alla moglie ricoverati presso l'ospedale Covid di Partinico, ma non ce l'ha fatta, il suo cuore ha ceduto. Recentemente anche il fratello di Lillo Baldacchino è venuto a mancare. Noto esponente politico agrigentino, parole di apprezzamento e stima. Se ne va un amico, ha dichiarato il primo cittadino Lillo Firetto. Mentre nella regione i casi diminuiscono sempre di più, i guariti si attestano a 720, 200 persone in più, con un notevole balzo in avanti, 9 i decessi, 228, solo 4 in più. La nostra provincia ne ha così 66, Catania invece in testa con 674, 4 casi in più, uno in più sia a Messina che va a 403 che a Palermo, che si attesta a 377, un netto calo invece si registra a Trapani da 110 a 74, registrando un saldo positivo di 26 persone guarite, 5 guariti in più anche a Enna, stabile il numero dei contaminati a Caltanissetta che si attestano a 116, 19 guariti in più anche nella provincia di Ragusa che va così a 54, 50 anche nella provincia di Siracusa portandosi a 46 casi. I nuovi casi positivi sono 35 su 1835 tamponi eseguiti nell'isola. I ricoveri scendono di 7 unità in terapia intensiva, meno 158 nell'isolamento domiciliare, dati che fanno ben sperare per il futuro, segno che il rispetto delle norme di restare a casa da parte dei siciliani sta dando i suoi frutti. Intanto arrivano delle precisazioni dal primo cittadino di Cammarata, Vincenzo Giambrone, sui presunti casi sospetti che si erano ipotizzati nel comune da lui amministrato. Giambrone li esclude tassativamente fino alla giornata di oggi, ovviamente. Intervengo per chiarire, ove possibile, questa vicenda che ha visto coinvolto un infermiere che è risultato essere positivo ai tamponi Covid-19. Devo fare una piccolissima premessa, che è questa. È giusto precisare, al fine di farlo sentire a chi non può sentire, che autorità sanitaria locale nel territorio comunale è il sindaco e nessuno è autorizzato a manipolare o distorcere le notizie ufficiali, gli avvisi ufficiali che fa il sottoscritto nella qualità di sindaco. Questo per essere chiari ed al fine di evitare cortesemente che nascano ancora tante confusioni e tante preoccupazioni. E allora, devo precisare pure che chi effettuava i tamponi in Cammarata era una operatrice, ed è stata una operatrice, non operatore. E la stessa veniva sempre munita, quindi indossava il DPI, il dispositivo per la protezione individuale. Mi conferma l'ASP ufficialmente che la stessa quindi quando portava questo dispositivo ovviamente era fornito di tuta, mascherina, guanti, visiere, copricapo. La stessa ha fatto il tampone e il suo tampone è risultato essere negativo, questo per essere più tranquillo. Dichiara ancora che i tamponi venivano effettuati all'esterno della struttura, quindi nessun contatto con la struttura interna del PTE. Non solo, mi viene confermato pure che mai ci sono stati contatti stretti, quindi è stato rispettato perfettamente la disposizione di legge, le distanze che venivano mantenute tra gli operatori e chi assistiva, i vigili urbani e i medici, erano distanze consentite dalla norma. A tal proposito, per essere
molto scrupolosi, ho disposto che i 2 vigili urbani che assistevano facessero i tamponi. Bene, notizia del momento fa, e sono contentissimo, i tamponi hanno dato esito negativo, quindi vi prego di essere molto ma molto cauti nel fare affermazioni, nel dare notizie che sono semplicemente dannose.